Guarda Duilio, se che siamo in ferie e non ho neanche voglia di parlarne, ma me gaccia a me e a Marisa per dirmi che a Saresara che dà fastidio che i rami va a parte sua. Adesso me gaccia a me che siamo in ferie. Guarda, non ho neanche voglia di parlarne, però sento che storia che me la tira su, perché non poteva di me roba la settimana scorsa finché ero a casa, che stiamo parlando tutta la settimana da rete a rete, dimmi o no che te che è Saresara che ti dà fastidio, e ora adesso te lo fai apposta, mi penso che lo fai apposta per rovinarmi le ferie, perché sei invidiosa, Duilio, sempre sta invidiosa, se sempre sta. Che poi più che ti sei disponibili a quelle persone, più se ne approfittano. Che io non ho mai detto niente a noi altri di tutti i festini che ha fatto fuori, che disturbava Fiora di notte, no. Che io non ho mai detto niente quando chi non domanda di venire a tagliare a siepe, posso venire da parte tua, che io non ho mai detto niente di noi altri. Più che ti sei disponibili con i vicini, più questi se ne approfitta. Guarda, non ho neanche voglia di parlarne, Duilio, perché mi rovino le vacanze, mi rovino. Per un ramo di una Saresara, va bene? Per un ramo di una cilieggiaia che viene parte nostra e che da rompere i totani. Che poi rancura te, che fastidio ti dà? Non te che tuo marito che è sempre là di tagliare l'erba con motoseghe e dei spugliatori. Tagliati che il marcio del ramo che ti aspettare che vado in vacanza per dirmi su perché la Saresara è parte tua. E poi mi spieghi in che modo, va bene, io dal mare posso risolverti a te il problema del ramo della Saresara, che poi cosa te farai questo ramo della Saresara? Mi domando, è si alto 2,40 m che tu chiedi anche a misura, viene 2,40 m, mi passa per mezzo metro la nostra proprietà. Taglio, cosa che tu a fare? Quanto alto è il sito ti dà fastidio? Tocchi qua a testa 2,40 m, tuo marito che sei ancora più piccino di te, cosa ti serve? Sai perché ci chiamano, Duilio? Sai perché ci danno fastidio? Invidia, questa sia invidia delle persone da quando nel 93 che abbiamo comprato il tocchettino di terra e ti hai detto di sì, ma in realtà vuoi dire no. Vara, non voglio più parlarne, Vara. Ma quando sei che te caccia a me? Ma se te ho detto che non voglio parlarne, cosa mi domandi tu, Duilio? Ma Vara sto qua. Mi ascolti tu quando che parlo? Colpa te, Duilio, Vara. Colpa te.